A scuole chiuse, il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Marco Bussetti, a fare il punto sull'anno appena terminato e lo fa a cominciare dagli ultimi esami di maturità, con le note e polemiche in merito alle contestazioni al Liceo Foscherini di Venezia, con la protesta, cioè, delle 3 studentesse che contro i voti bassi, a loro dire ingiustificati nella versione di greco, hanno scelto di non rispondere all'orale dell'esame di maturità, appunto, caso diventato nazionale. Occorre anche soffermarsi su quelle che possono essere state così le istanze presentate da queste ragazze e magari fare una riflessione per il futuro su quello che è un po' l'impostazione dell'esame di Stato. Esame di Stato che, ricordiamo, è stato riformato nel 2017. Ricordo io come ministro ero stato il primo io ad adottarlo come novità e avevo anche introdotto la doppia prova nel secondo scritto proprio perché secondo me era necessario creare un bilanciamento ed evitare questo tipo di situazioni che magari così hanno scontentato qualcuno, ma siamo di fronte alla scuola che deve comunque garantire equità e imparzialità, cosa che ha fatto. Da Venezia a Treviso con l'altra bufera, quella di fine maggio scorso, con il cosiddetto caso Dante, quando 2 famiglie musulmane hanno chiesto e ottenuto dagli insegnanti di lettere che i loro figli in terza media venissero esentati dallo studiare la Divina Commedia, in quanto opera a sfondo religioso in contrasto con la fede islamica dei 2 studenti. Credo che si sia trattato di una tempesta in un bicchiere d'acqua, la cosa si sta risolvendo e penso che a giorni si chiuderà la questione. Quindi sulla docente che ha preso questo provvedimento esentando i bambini dallo studiare Dante, insomma ancora non si sa nulla di definitivo. No, non è ancora concluso nulla, quindi le cose stanno procedendo rispetto a quelle che sono state le iniziative adottate dall'ufficio di Treviso.